Adesso cederei la parola a, diciamo, al nostro ospite d'onore, che è qui come poeta, ma è anche valente traduttore, e dicendoci appunto due nomi come Ungaretti e Tozzi, no, a dirne tra i più famosi, e tra l'altro appunto dicendoci due parole costituirà una sorta di trait d'union con la parte conclusiva poi di questo simposio, che appunto vedrà la delineazione una breve presentazione della sua opera poetica. Christoph Wilhelm Eigner. Ci sono, come si fa? Si sente? Almeno l'ho letto da George Steiner, che ci siano 120 diversi tipi approvati della traduzione, non mazzato di parlare di traduzione. A me interessa soltanto quando traduco la fedeltà, termine strano. Voce. Allora, dicevo, traducendo mi interessa tanto il termine della fedeltà di quello che traduco, e vi faccio soltanto un esempio. Con questo esempio una domanda: se è possibile o se è fedele quello si fa, e vi leggo una frase da queste cose persone di Tozzi, che in originale si tratta di un carraio. All'ombra il carraio verniciava di ginepro mescolato, alluminio, le ruote del carro da contadini, e poi con un fussello infilato nel moccio e tenuto tra ambedue le palme, le portava al sole appoggiate al muro. Qualche volta andava a levare con il manico del pennello una mosca che c'era rimasta attaccata. Come si traduce questa cosa? Se è già chiaro che lui leva con il manico del pennello una mosca, non doveva dire che c'era rimasta attaccata, perché è chiaro, e la logica interna della frase diceva, non deve aggiungere questa mezza frase. Allora io mi sono permesso di tradurre questa frase senza l'aggiunto della mosca che c'era rimasta attaccata. E la mia domanda è questa: sono fedele di non aver tradotto questa mezza frase inutile o ho fatto male? E questo mi pare tutto il problema della traduzione. E già mi chiudo, grazie.